Buon pomeriggio signore e signori, bentornati su Round 2 Total War, io sono Lord Perso e ci stiamo giocando questa partita in modalità storica. Ci eravamo lasciati con l'attacco da parte della legione settima Concordialis sulla città di Susa, insediamento di Susa, che servirà poi in un futuro a difendere Cesifonte, perché i nostri nemici da qua potrebbero benissimo prendere queste strade per poi passare su e prenderci Cesifonte. Invece con l'attacco a Susa e la liberazione di Susa, perché non ho intenzione assolutamente di tenermi questa città, potremmo eventualmente in un futuro difendere i Seleucidi, che per ora sono nostri alleati, perlomeno partner commerciali, e poi tornare indietro per difendere Cesifonte. Cesifonte che è molto facilmente attaccabile dall'insediamento di Ectabana, che adesso vedete in mano nostra, ma io penso che in un futuro brevissimo andrà ai parti, perché se lo riconquisteranno. Come vedete hanno spostato tutte le legioni che avevano a Gazzaka, pronte per fare l'invasione prendendo Atra ed Edessa. Le hanno spostate tutte in direzione di Ectabana, anche la legione che era in nuova formazione a Arsachia, e quindi noi non potevamo resistere con una sola legione e un insediamento completamente spanato, perché appunto ci avevamo appena combattuto. Siamo proprio fuggiti e siamo andati a prenderci il nostro obiettivo di Susa. Io poi vorrei in un futuro realizzare una sorta di pace, un futuro abbastanza immediato, una pace con la Partia, perché siamo in una situazione di disagio profondo. Come vedete ho dovuto spostare queste altre due legioni qua per riprendere gli insediamenti, perché Zanzan, abbiamo tutta la Spagna in rivolta contro di noi, e questo è un gravissimo problema. La Spagna e anche i territori africani del Marocco, adesso ve li faccio vedere, eccoli qua, sono tutti in rivolta contro le nostre fazioni, e questo è un problema perché ci costringeranno a correre per doverle liberare. Insomma, qui il gioco non è diciamo, è contro la nostra campagna. Ci stanno le guerre civili, però insomma, ecco, forse era meglio se fosse accaduto in un altro momento. Tra l'altro, fortunatamente, l'unica legione, questo mi dispiace molto, devo essere onesto, che è a favore di questa ribellione degli spagnoli è la legione decima africana, che supporta praticamente questa ribellione e potrebbe darci delle problematiche a livello greco. Quindi abbiamo dovuto correre ai ripari con la creazione di una nuova legione, la legione diciottesima primigenia, e con il richiamo delle truppe da parte del nord. Quindi avremo il nord, tra l'altro fa un freddo polare, avremo un nord completamente scoperto per far sì che le nostre legioni, eccola qui la legione che sta andando a recuperare la distanza, per far sì che le nostre legioni possano in un futuro tornare, cioè possano tornare in Spagna a occupare la Spagna. E qui vedete un'altra legione, la 17esima Fretensis, che cercherà attraverso anche l'utilizzo di nuove macchine d'assedio di riprendersi la Spagna. Una legione andrà a nord, l'altra andrà a sud, e insieme si muoveranno verso il sud della Spagna, che è estremamente fortificato, perché comunque io un po' di... Ah, c'è anche una legione qua, porca miseria, la quinta Concordialis. Questo ragazzi me l'ero perso. Quindi hanno ben due legioni al loro comando, e poi come vedete qua hanno anche la legione sesta Gemina che è in formazione. Vabbè, problematiche. L'unica cosa buona di tutto questo, ragazzi, è che io posseggo ancora le flotte, quindi posso sicuramente con delle flotte ben armate andare a rompere le scatole. Quindi bene, però insomma, anzi ne approfitto per prendermi una nuova nave. E niente, poi vanno incrociate tutte le dita che abbiamo, ragazzi, per questa ribellione spagnola durante la guerra contro i parti, insomma, non è quello che ci voleva, ecco. Poi prevedevo anche un'invasione a Egra, però vabbè, niente, dai. Allora andiamo avanti appunto con il game e andiamo a prenderci questo villaggino, che tra l'altro, se non erro, non l'abbiamo giocata perché ci dava particolarmente sconfitti. La cosa migliore sarebbe il 78%, ma io sono sicuro che se questa la gioco
vado a perdere molto meno perché ho un sacco di artiglieria e quindi io direi di giocarcela. Poi come sempre ragazzi, se non è un bel gameplay ve lo risparmio. Ok, iniziamo lo schieramento. L'asciutto è la cosa migliore per noi che abbiamo l'artiglieria. Vediamo un po' come sono posizionati. Sicuramente qua è leggermente in salita, qui forse qua abbiamo meno salita posizionandoci qui con le armi d'assedio, però è un bel fronte. Vediamo, forse la cosa migliore sarebbe attaccarli da qua, posizionando le armate qui e sperando che loro vadano in questa direzione. Sì. Qui non sono messi benissimo, hanno un insediamento con il mercato un po' distrutto. Qua addirittura abbiamo un alto piano. No. Allora ragazzi, le macchine d'assedio sicuramente le devo andare a posizionare su questo altopiano, di sicuro. Allora, queste le mettiamo qua, ma soprattutto gli scorpioni che sono utilissimi in questo frangente li mettiamo qua. Assolutamente. E attaccheremo da questa zona. Qui tra l'altro ci offre proprio una protezione naturale, quindi perfetto, io sono molto contento di ciò. Teniamoci questa legione indietro per un'eventuale difesa e la mettiamo quindi qua. Quest'altra anche la mettiamo quindi qua per un'eventuale difesa. Tutte le altre possono andare all'attacco. La cavalleria io invece la farei andare da questa strada qui, in modo tale che se ci sono problemi, e farei anche la cavalleria del nostro generale, magari la mettiamo un po' più indietro, ok, mentre invece l'attacco io lo farei partire da qui più o meno con le nostre legioni. Tra l'altro non sarebbe male utilizzare queste legioni qui sopra l'altura, in modo tale che loro non vengano assolutamente a darci noi, anzi noi da sopra riusciamo proprio in maniera facile a farli fuori. Qui gli mettiamo una legione di protezione, quindi sarà così, e questa ci farà un po' da protezione. Forse una non basta effettivamente, forse meglio due, così. E queste tre sono quelle che poi attaccheranno, seguite dalla nostra legione. Facciamo così. Ok, scusatemi se ho girato lo schermo. E voilà, direi che ci siamo. Chi abbiamo lasciato qui? Abbiamo lasciato loro, che anche loro andranno. Facciamo il supporto qua così. Va bene, io direi che ci siamo. Iniziamo la battaglia. Loro ok, si sono schierati qua. Adesso noi piano piano andiamo avanti. Schieriamo prima loro, che sono le nostre difese. Questi altri li mettiamo qua. Scorpioni avanzate. Voi iniziate a tirare su questi. E voi siete il tiro dietro qua. Ok, perfetto. Ok, le nostre macchine d'assedio tirano. Stanno tirando. Voi su qua, per favore. Mamma mia, i colpi. Arcieri che arrivano. Mettiamoci in posizione di difesa. Arriva una cavalleria, penso che li faremo fuori con questi, però adesso vediamo. Ok. Allora, portiamoci un po' più avanti, in modo tale da attirare il fuoco. Anche qui con la cavalleria ci portiamo un po' più avanti. Vabbè, ho messo il generale in mezzo, pace amen, anche se non volevo. Teniamoci qua in difesa. Utilizziamo tutte le nostre armi a disposizione per fare più danno possibile. Allora, scorpioni tirate sulla cavalleria per favore, così me la togliete dalle scatole. Ok, ecco che dovrebbero arrivare i colpi contro la cavalleria. Vabbè, non grandi danni, però insomma, vabbè, qualcosa l'abbiamo fatto. Attenzione che arrivano. Tira qua per favore. No, qua. Ok, stanno arrivando a portata. Apritevi. Ok, perfetto. Vai coi pilum.
Ok, vai coi Pilum. Scudo contro scudo, per favore. Generale arriva all'attacco. Qui la cavalleria sta iniziando a subire un po' di danno. Ottimo. Ok. Ah, oh. Che cacchio fate? Attenzione. Chiudetevi. Qui c'è ancora. Aspettiamo che passino le truppe. Ok, il generale nemico praticamente è andato. C'hanno ancora da tirare parecchio. Ottimo. Ok, perfetto. Vai su di loro ancora. Ok, perfetto. Rimettetevi in posizione di difesa. Voi tirate su questi, per favore. Ok, rimettetevi in difesa. Formazione, chiusi. Ok, qui c'è l'attacco, lasciamoli qua. Ok, allora andiamo qua con la cavalleria, facciamo il giro, li prendiamo dal dietro, sti infami. Ok. Ok, questi hanno finito le munizioni, va bene. Dai, contro questi, due contro questi, forza, avanzate. Questi hanno finito le munizioni, li possiamo portare di qua. Questi li portiamo di qui, facciamo un ulteriore strato di difesa. Dai ragazzi, forza, tirate su questi, se riuscite, perché mi sembrano un po'... Ok, adesso la cavalleria è arrivata dietro, perfetto. Dai, iniziamo ad aggirarli. Ok. Ok, cavalleria sta arrivando, sta pushando tutti in avanti. Ok. Andate incontro, scendendo la collina, secondo me dovrebbe fare un bel botto. Attenzione. Attenzione. Ok. Qua. Qua. Ok, perfetto, li abbiamo ingabbiati, ottimo. Ottimo. Ok. Vinti. Allora, non hanno neanche un grande morale questi, quindi non stupiamoci troppo che non ci siano attacchi troppo convincenti da parte loro. Ok. Tutti su questo. Buono, perfetto, qua abbiamo... siamo riusciti a far scappare tutti. Ok. Questa è fatta e ora chiudiamo a panino tutti questi. Ottimo. Ottimo, signori. E la battaglia, ragazzi, è vinta. L'ultima cavalleria è stata intercettata e annientata. Portiamoci nei pressi. E voilà. Ok, perfetto. Secondo me abbiamo fatto pochi danni. Cioè, abbiamo perso pochi uomini. Terminiamo la battaglia. 26 perdite, ragazzi. 26, mamma mia. 26. Ottimo. Città conquistata con praticamente 0 perdite. Ottimo. Perfetto, come dicevo, la andiamo a liberare e guadagneremo un nostro alleato. Sarebbe anche interessante saccheggiarla o razziarla ancora di più. Però andiamo a liberarla. Se avessimo razziato questa città qua sarebbe stato fantastico, però, ragazzi. Così è. Allora, ora abbiamo un alleato forte ai confini. Forte, un alleato. Andiamogli a chiedere subito di rendersi stato cliente, non vuole, è maledetto. Però è un alleato militare, va bene, dai. Alleato militare ci sta. Però stato cliente così è moderata, vediamo. Perfetto, ragazzi, stato cliente per noi. Ottimo. Con il commercio sono riuscito a portarlo dalla mia parte, anche perché il nostro commercio vale 808 per loro, quindi tanta roba.
perfetto. Allora rimaniamo qui in attesa di rinfocillarci, poi scenderemo e passeremo per andare a Cesifonte, anche perché Cesifonte deve essere difesa. Qui abbiamo una legione, vabbè, però ce l'abbiamo qua la legione di difesa, in realtà diciamo che abbiamo delle legioni che ci possono dare un po' di copertura comunque. Quindi non male questa cosa. Non so se prendermi una nave o no, andiamo a prenderci un'unità in più, meglio, perché è meglio difenderci a livello territoriale. Se noi chiedessimo la pace adesso, giusto? Non la voglio fare, solo per vedere. Basta. Basta perché vabbè, sono tutti attorno all'insediamento di Ectabana, quindi ci sta. Loro quanto hanno di difesa? 15. 15. Meglio se si difendessero ancora di più. Il mio obiettivo è quello poi di andare magari a creare un alleato per Roma anche sull'insediamento di Ersakia, scusate, in modo tale da mettere in difficoltà un po' i parti. Potremmo anche prenderci Persepolis e sempre creare un alleato difensivo. Loro stavano dando fastidio a Susa, ma secondo me adesso smetteranno, almeno lo spero. Lo spero. Sicuramente avere Susa con i nostri, come nostro alleato non è male, bisogna capire un attimo questa cosa qua. Va bene, comunque dai, bene, tutto è bene, quel che finisce bene, a parte che c'è una guerra civile in corso, quella è un'altra cosa. Va bene ragazzi, dai, io direi che ho fatto tutto, andiamo avanti con la fine del turno e preghiamo. Soprattutto mi preoccupa la Grecia, ragazzi, con quella maledetta legione. Perché africana? Perché? Ai ai ai, allora, niente, qui ci attaccano, non c'è niente da fare, lasciamoli assolutamente prendere. Io andrei in modalità protezione, ma l'insediamento ormai è andato completamente. Ci sta. Niente città degli altopiani per Roma. Mamma mia, tra l'altro che truppe. Mamma mia, ragazzi, questi qua ci sfondano, eh. Mamma mia, una legione non basterà a fermarli. Non basterà. Ok, rientrano, sembra che rientrino all'interno. Qualcuno scende ancora, altre truppe che scendono da Kazaka. Cazzo, ma quella è Rodi. Ma quella è Rodi, ragazzi. Cioè abbiamo Rodi dentro, abbiamo un esercito di Rodi dentro. Mamma mia, che disastro. Che disastro, partecipa alla guerra contro gli Iceni, no. Ce l'hanno morte con gli Iceni quelli, non so perché. Eccoli qua, insediamento di Edes. Allora ragazzi, io direi di rendere cara la pelle, maledetti legionari nostri. Ah, tra l'altro hanno anche, mamma mia, il tiro. Allora, la vado a giocare, ma solo perché devo danneggiarli il più possibile, devo trattenerli il più possibile. Ho detto che in Grecia ci avrebbero fatto danni. Allora, adesso ragazzi è dura, giochiamo contro i nostri fratelli ragazzi. Allora, cerchiamo di rendergli cara la pelle il più possibile. Niente, stiamo collassando, niente. È andata così, terminiamo la battaglia. Beh, comunque ragazzi, 500 uccisioni, gli abbiamo falciato la cavalleria praticamente. Sì, di base la cavalleria. Non male, dai. Pensavo più danno sui loro tiro, però vabbè, è andata così. Bene. Cioè, bene, si fa per di. Però hanno perso la cavalleria. Perdere la cavalleria non sarebbe male. Pugnalati. Speriamo bene per Anteia. Odesses intanto l'abbiamo persa. Vediamo cosa faranno della nostra città. Ah, il generale però è morto, eh. To, infame, maledetto traditore, godo. Cavalleria che è rimasta purtroppo.
Ok, hanno proprio occupato la città. Ok. Ok. Ok, morto un generale. Il loro, ovviamente. Sono contento. Missione fallita. Va bene, fa niente. Ragazzi, abbiamo sbloccato, attenzione, la caserma di livello 3. Tanta roba. Questo ci darà meno lealtà da parte dei nostri alleati, ma un peso anche inferiore dei costi di mantenimento dell'esercito. Tanta roba. Allora, potrei andare sulle navi, oppure ancora meno lealtà, onestamente. Io vorrei fare più resistenza agli assedi, in realtà. Beh, la resistenza in realtà però l'abbiamo già fatta. Vediamo questo. Esatto, questo è meno danno. Ok. Qui invece più 10 al danno causato dal rostro delle navi, tanta roba, però adesso io sul navale. Questo ci costano di più gli eserciti, però ci dà più tiro al minuto e più 10 velocità di corsa nelle battaglie per tutte le unità di terra. Anche questo non sarebbe male. E poi ci dà questo che ci dà ulteriori vantaggi che non vediamo, però ehm, ci dà anche un 2% di mantenimento di eserciti, quello lo vedo bene. Allora, qui invece, ma siamo sempre al solito discorso. O facciamo qualcosa qui, vediamo. Questo ci dà più ricchezza. Qui potremmo finire filosofia di livello 3. E ci dà meno 15 alla possibilità di un incidente politico, più 6 alla trasformazione culturale, non sarebbe male. Così concludiamo anche la filosofia e c'è meno 5% di corruzione nelle tue province. Ah, dire tanti soldi in più. Oppure costruzioni a manetta. Però sulle costruzioni onestamente non mi fanno impazzire. Diciamo che forse più utile è il settarismo, appunto, o andare su questo qui navale. O andare su questo qui navale. Ma io andrei quasi quasi sul settarismo, perché mi piace tutte queste robe in più, ma soprattutto mi piace sbloccare questo. Quindi per 20 turni adesso faremo il settarismo. Poi vediamo se lo manteniamo. Ok, intanto stavo dicendo, oh, finalmente, a Trapezus. Ok, abbiamo anche la nostra torre di sorveglianza che male non fa. Per niente. Eccola qua, sul confine. Abbiamo tante risorse, ma non così tante, Nuovo schieramento formato. Andiamo a vedere un attimo a livello politico. Dove sta? Ok, eccolo qui. No, qui. Gensi Papiria. Meno 46, iniziamo bene. Perché è un guerrafondaio. Quindi ci dà più 2 alla lealtà per 3 turni ad ogni vittoria militare. Ok, sono protetto per ora. Per ora. E qui siamo al 57%. Ok, quindi guerrafondaio per ogni vittoria militare, giusto? Più 2 alla lealtà per 3 turni per ogni volta che vinciamo. Populista. Meno 10. Cacchio, alla lealtà per ogni livello di tasse sopra la media. E sovversivo, più 1 alla lealtà per ogni azione degli agenti. Per 5 turni fino a 4. Interessante. Interessante. Ok, Gens Paprika, siamo a meno 46%, però va bene. Epura. Possiamo fare anche un massacro. Cioè, quindi se io vado qua, faccio Epura, potrei salire al 95%, al 65%. Interessante, ci devo ragionare su questa cosa dell'Epura, anzi vi chiederò consiglio, vi chiederò consiglio. Intanto vediamo un attimo di capire la situazione. Allora, in Grecia, ragazzi, la situazione è tragica. Perché abbiamo la legione africana che si sta riprendendo, noi adesso pian piano stiamo costruendo le nostre forze per andare a farli fuori, ma la vedo dura, onestamente. Allora, adesso noi ci serve la cavalleria, ne prendiamo
secondo me 3 potrebbero bastare. Ci serve un po' di artiglieria, ma non ce l'abbiamo. Quindi ci dobbiamo accontentare. Andiamo a fare legionari corazzati. Ancora... No, togliamo i legionari corazzati, facciamo la corte legionaria. E adesso andiamo di tiro. Ok, siamo già al massimo, quindi così va bene. Siamo a 13 su 20, che inizia a essere già un esercito considerevole. Loro stanno scendendo per arrivare in Grecia, quindi li facciamo andare. Che è la Rapax, ok. Dobbiamo arrivare almeno qui. Ok, speriamo il nord bene. Qualcuno mi ha detto attenzione al nord perché ti attaccheranno di sicuro. Io spero di no, onestamente. Spero di no. Andiamo avanti. Qui in Arbo c'è la possibilità di un attacco di sicuro, però per ora non vedo la possibilità, per ora. Vediamo, adesso abbiamo, allora, un po' di macchine d'assedio le abbiamo fatte, ci facciamo un po' di cavalleria, mamma mia quanto costa qua la cavalleria, veramente uno sproposito. Veramente uno sproposito. Allora, queste ci pensiamo dopo, adesso facciamo delle unità semplici. Ok, vediamo se riesco a fare qualche tiro. Ok, siamo arrivati al massimo. Quindi un 13 su 20 su Massiglia ci sta sempre bene. Va bene. Ci avanza 5.004. Allora, vediamo adesso se con la riconquista da parte loro della città possiamo scendere in pace. No. No, e questo è un bel problema, ragazzi, che se non ci danno la pace è un bel problema. Un bel problema. Allora, intanto mettiamoci qua sul ponte e difendiamolo. Loro potrebbero... Allora, mi verrebbe quasi quasi da dire, vado ad attaccare delle città, tipo dei villaggi, e li vado a liberare, tipo Gor. Gor che sarebbe qualcosa di facile attaccare per Roma. E così gli do parecchio fastidio, perché vado a togliergli qualcosa di cui loro interessa. Intanto mi vedo un attimo come sta messo territori. Non sarebbe male farlo, Allora, qui andiamo a controllare il ponte il più possibile. Ok, qui ci sono le due legioni. Una potrebbe andare a prendere l'insediamento di Phasis, di sicuro. E Artax, vediamo se lo posso andare a prendere. Sì, potrei andare a prenderlo. Allora, Artax lo andiamo a prendere. Allora, qui c'è una spia, fatemi vedere. Voglio portarlo su di qua, vedere se c'è qualche cosa di strano. Perché togliere Fanagorio, comunque rompere la continuità non sarebbe affatto male. Artaxa la potrei liberare con l'idea di andarlo a occupare successivamente, quindi lasciare un alleato di Roma in modo tale da avere sempre una legione che mi difende questi territori, in modo tale da togliere a loro eventuali problematiche. Qui siamo a 19 su 20 e loro si sono ritirati nelle zone più interne all'inizio, quindi io, perché no? Che dite? Ci muoviamo e prendere l'insediamento di Gor. Andiamo a dargli fastidio. Non questo giro, il prossimo lo andiamo a liberare. O addirittura a fare un'opera di conquista. Piacerebbe razziarlo, ma... in modo tale da recuperare un po' di soldi, ragazzi, perché a noi servono quelli, fondamentalmente. E creare delle simpatiche rotture di scatole non sarebbe male. Fermo restando, ragazzi, che a noi l'obiettivo spagnolo è sempre lì. Ora non vediamo più nulla in Spagna, tranne qualcosa sulle rotte commerciali. Fortunatamente qualche città la vediamo, ma...
È un bel disastro, questa ribellione. Allora, il punto più caldo adesso è questo, perché di qui, bene o male, il conflitto l'abbiamo fermato. Qui abbiamo Pergamon, che non ci interessa. Le navi nemiche dovrebbero essere in questa zona, ma mi sa che hanno difficoltà anche loro. Allora, Artaxa veramente potrei veramente farla o mia alleata o mia alleata o comunque qualcuno che insomma dia fastidio, oppure occuparla no, però fargli qualcosa potrebbe essere buono. Allora andiamo a attaccarla. Fatemi vedere solo una cosa, Fartaxa scusate, ho sbagliato, fa parte di quale? Ah, ok, di queste, quindi non mi conviene tenerla, se no mi fa un casino con la ribellione. Mi fa un casino, mi conviene saccheggiarla, bruciarla, solite robe, insomma. Allora, fatemi vedere quanto 65, ma che cacchio dicono. Allora, direi che questa ce la andiamo a giocare, ma vediamo nel prossimo giro. Comunità della Spagna, come ho scritto in un commento, non sarà facile perché sono tanti territori e insomma, però non sarà neanche impossibile. Questo mi preoccupa un po' perché l'insediamento IOL è un po' lasciato a se stesso. Fatemi vedere, questa legione se ne può tornare indietro, va bene, mi sembra anche abbastanza veloce, no, però comunque un po' di giro c'è. Qui stavamo facendo una nuova legione in difesa, diamogli qualche truppa, tipo di sicuro loro ci stanno dentro, vediamo se riesco anche al tiro, no, però ecco, già così è buono. E poi partiranno all'attacco della costa africana. Sì. Va bene signori, dai, ci vediamo alla prossima puntata. Fatemi sapere se avete qualche consiglio da darmi. La situazione comunque ve la faccio vedere adesso dall'alto, è questa. Direi che ci vediamo nella prossima puntata. Ci siamo espansi abbastanza da questa parte, ma non sarà così semplice. Più che altro mi preoccupa questa zona. Avrà bisogno di 2 legioni per contenere insomma la legione africana, che quella è veramente una problematica, una delle nostre più valorose. Purtroppo ci si è rivoltata contro. Va bene signori, grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima puntata.